Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si inizia il pomeriggio con una prova per gli aspiranti allievi, 11 soggetti dietro le ali dell'autostart. 2 Byron di Poggio, 3 Rabat dei Greppi, 4 Brenda Pitts, 5 BKDL 601 MMG, 7 Zebu VF, 8 Vasterbo Sky High, 9 Bliss del Circeo, 10 Asperula RL, 11 Boreagal, 12 Zenith Mo. L'allineamento inizia a formarsi, partenza richiamata. O almeno così sembra, i lampeggianti dell'auto sono accesi. Va via lo stesso la macchina, con veloce allora all'interno Byron di Poggio. Scende alla corda Brenda Pitts con allargo BKDL. Poi in mezzo alla pista 01 MMG trova posto seconda alla corda BKDL. Alle spalle di Byron di Poggio. Subito in seconda pariglia esterna Zenith Mo. Lungo i birilli ancora Zebu VF che guadagna posizioni all'interno e si infila così quarto allo steccato. I primi 400 se ne vanno in 33 con Byron di Poggio all'avanguardia, BKDL seconda alla corda, 01 MMG suo malgrado costretto al largo. In seconda pariglia Zenith Mo che chiude alla corda Brenda Pitts, quindi ancora Zebu VF. Quando siamo al passaggio davanti alle tribune, la terza pariglia esterna è presa da Vasterbo Sky High, quale precede Boreagal. I 600 se ne sono andati in 45,3 e il mezzo miglio iniziale in 1 minuto spaccato. Prosegue di buona lena all'avanguardia Byron di Poggio con Vincenzo Savarese che ora accelera e mette in difficoltà il resto del gruppo, guadagna un paio di lunghezze, BKDL sempre seconda alla corda, cede il treno esterno, poi Brenda Pitts, ancora Zebu VF, numero 11 Boreagal squalificato. La dritta opposta alle tribune è passata da Byron di Poggio in 14,1 addirittura, 1,29,2 i 3/4 di miglio. Byron di Poggio però prende l'uscita e sbaglia e rimane così in vantaggio numero BKDL 2 Byron inseguita di Poggio da Zebu VF, squalificato. poi Vasterbo Sky High, ancora lungo lo steccato Brenda Pitts, la piegata conclusiva passata in 15,5 ma era preso sulla testa, in vantaggio BKDL, prova ad arrivare Zebu VF al largo che insiste su Bika che si difende, Zebu che attacca, Zebu VF che passa e vince nei confronti di BKDL, mentre per il terzo posto è stretta tra Vasterbo Sky High e Brenda Pitts. 2 minuti spaccati il totale per il successo di Lorenzo Talpo Junior in salchi all'allievo di Klaus Holman ai colori di Fabio Giacomazzi. Percorso all'attesa e mossa decisiva sull'ultima curva, va a riprendere BKDL che si era avvantaggiata insieme allo sfortunato Byron di Poggio. Rivediamo nelle immagini il successo netto per il numero 7 figlio di Varen che si isola con Lorenzo Talpo che alza la frusta in segno di esultanza. Secondo BKDL, al terzo posto Brenda Pitts, il successo di Zebu VF e Lorenzo Talpo.